Abbiamo Raffaele Padrone, lui è vice segretario nazionale del sindacato UGL Polizia. Allora, come commentiamo queste immagini? Dietro le quinte forse è scappata una parola, appunto si vede taglio di capelli, si vede appunto una struttura adeguata per l'accoglienza e tutto. È chiaro che questi migranti arrivano a Pordenone? È chiaro, se erano veramente in guerra, cosa che non è vero, e arrivano in una... Grazie. Direttore, abbiamo Raffaele Padrone, lui è vice segretario nazionale del sindacato UGL Polizia. Allora, come commentiamo queste immagini? Dietro le quinte forse è scappata una parola, appunto si vede taglio di capelli, si vede appunto una struttura adeguata per l'accoglienza e tutto. È chiaro che questi migranti arrivano a Pordenone? È chiaro, se erano veramente in guerra, cosa che non è vero, e arrivano in un posto come questo, insomma... Schiariamo tutto il discorso, perché come è stato detto così... Facciamo confusione, no, non è che il posto... polizia gli ha detto no, di venire. Scusi, non è che il posto lo hanno trovato, prima dormivano all'Adiaccio, il posto è stato realizzato da Eligio Grizzo, che è arrivato, quindi il 19 di giugno in poi da questa amministrazione, facendo sì che diventasse un posto abitabile, punto, ma prima era insomma a cielo aperto, punto. Allora diciamo come stanno le cose, perché altrimenti facciamo propaganda. Nulla, no? Ecco. E quindi in questa situazione beata allora che abbiano trovato nella volontà insomma, di queste persone, compreso Grizzo, a cui va merito. È certo che per quanto invece riguarda la frase di prima, nella risposta che la polizia gli abbia indicato... Può essere vero, può essere vero. Vada là e chieda. Andremo può essere vero che la polizia di Treviso andate a Pordenone. Può essere, questo può essere anche, allora... questo è un altro paio di maniche, andate di là perché qua non abbiamo tempo, non abbiamo voglia, spazio. Non abbiamo spazio, va bene, possiamo credere a queste affermazioni. Io a questa gente non credo, quindi stop. Il problema è un altro, far fronte come sicurezza a queste persone, perché come vi è stato già detto per chi ha seguito in questi giorni il TG, ci sono state interviste da persone dal Veneto, il mio collega Mauro Melao ha parlato di interventi. Chiaro che se ci fossero delle situazioni così di emergenza gravi come sono successe in altri posti, è chiaro che per la forza perdononese i tempi di intervento sarebbero molto lenti. Chiaro, direttore, perché dovremmo aspettare qualcuno che venga da fuori. Questo è il vero problema. Allora, se dobbiamo creare queste tendopoli, dobbiamo creare anche il personale. H24 una vigilanza costante e non una vigilanza saltuaria. Non abbiamo gli uomini per fare questa cosa. Se ce li danno, facciamo le tendopoli. Se no è finita. Certo, è questa, perché tutta la gestione profughi, qualcuno si dimentica di far arrivare a Trieste, anche a Trieste, in capoluogo. Che dovete difendere la collettività, se voi non siete in grado perché non ci sono mezzi e personale, è giusto che la collettività abbia la possibilità di avere il porto d'armi e si difenda da sola, caro il mio amico Raffaele, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Qua è il prefetto che decide chi dare il porto d'armi, non è padrone neanche il questore. No, ma è inutile dire siamo noi poliziotti, se voi siete oramai ad un'età che sfonda, certo. Non è più... poca gente, allora date la possibilità, non voi, si dia la possibilità alla gente di poter difendersi. Dando la possibilità alla gente, il Far West oggi esiste già e lo so meglio di me. Certo. Grazie Raffaele Padrone. Direttore, guarda che ieri ho visto, io vado fuori con Catari Frangenti. Non c'entra niente, no, la bicicletta... sono stato chiamato in causa, io sono uno che va fuori, con fari in testa, sulla bicicletta, sulle ruote, Catari Frangenti, dietro e avanti. Ecco, deve avere il fanale davanti fisso. Certo. E la luce rossa dietro. Solo che ti vedo ciclisti che... Anzi, io ho anche la cavigliera retroilluminata. Però ho visto ciclisti per la strada che non hanno né il fanale davanti. No, le ho visti anche io. Allora vede. Però non sono i ciclisti quelli che noi chiamiamo della domenica. Vabbè, attenzione. Grazie, vado avanti. Salve a tutti. Allora,